Andrea Scaller, ultima chiamata anche per Andrea Scaller. Si sta a salvare il centro, diventa niente. Pronti con la premiazione dei 100 metri allievi, terza posizione medaglia di bronzo per Oleg Shainoa dell'Atletica Alto Gardalegro con 11,63. Medaglia d'argento per Enrico Cavagna dell'Atletica Trento con 11,54. E medaglia d'oro per Mario Bugnolo dell'Isaac Tarlan Tyson con 11,29. No, ma che palle! Giorgio Borsatti. No, deve essere tanti loniere Bosnardo Simone dell'Atletica Vicentina, ultima chiamata per la premiazione del salto in alto allievi per Simone Bosnardo. Paolo devi che rognare qua, vi cattavi la rognare a te, me la fai. Qualcosa che rognava a me, Paolo che mi rognava a me. Premiazione quindi del salto in alto allievi, cominciamo con la terza posizione con Andrea Scaller dell'LC Motor Raiffeisen che ha saltato 1,94 m. Medaglia d'argento per Lorenzo Meldon del GS Valsura Trentino, numero 94. E la vittoria con una bellissima gara di Simone Bosnardo della Atletica Vicentina con 2 metri. Non piove più. A noi se ne interessa, ha fatto un bel guasto verso le 4. Ci danno quanto forte, i fiori. L'orto lo fa sovare. Va bene, non compile la sua, se va bene. Basta che tu vedi. No, lo sguardo. Ah, Raffaelli, Silvia Raffaelli dell'US Quercia per la premiazione dei 1000 metri ragazze. E per Giorgia Borsatti, un dirigente dell'Atletica Alto Gardalegro, per ritirare una medaglia. Premiazione dei 1000 metri ragazze. Cominciamo dalla terza posizione, medaglia di bronzo per Silvia Raffaelli dell'US Quercia Trentingrana con 3 minuti 24 secondi e 1 centesimo. Medaglia d'argento per Michele Fontana dell'SA Valchiese con 3:16 e 42. Con medaglia d'oro per Fabio Pattis per l'LC Raiffeisen con 3:09 e 52. E siamo alla premiazione dei 100 metri allievi. Medaglia di bronzo per medaglia d'argento per la sua compagna Johanna Brandt
Alice Mose Raiffeisen che ha corso 100 metri in 12,98. E naturalmente grande vittoria per Giorgia Borsatti dell'Atletica Alto Gardaledro con 12,55. La bellissima Giorgia Borsatti. Dai Lisa, dai! Dai Lisa! Vai, vai, dai Lisa, dai! Ultimo giro per i 2000 metri cadette. Ricordiamo in gara Lisa Bernesoni dell'Atletica Trento, Valentina Santoni dell'Atletica Alto Gardaledro, Alessia Ponzalti sempre Atletica Alto Gardaledro e Alice San Marco dell'Atletica Trento. Vedo subito! Che ferma la ma rispetto alla telecamera ferma. Vabbè, assomigliano anche al vai Vale, vai Ale! Valentina Santoni dell'Atletica Alto Garda che precede la compagna di squadra Alessia Ponzalti. Allora adesso sul traguardo Lisa Bernesoni dell'Atletica Trento. Dai Alice, dai!